Alla 17ª edizione del Festival della Piccola e Media Editoria abbiamo Lidia Ravera. Buongiorno Lidia. Buongiorno. Il tema del festival è dedicato alla rinascita. Lei è ideatrice e fondatrice di una collana di libri che si chiama Terzo Tempo per l'editore Giunti, che ha a che fare col termine della rinascita. Ci spiega perché? Sì, è la rinascita dell'Eros dopo i sorpassati limiti d'età, cioè, può essere una continuazione per alcune, per altre può addirittura essere una scoperta. Comunque quello che noi cerchiamo di dimostrare, lavorando sull'immaginario collettivo, attraverso una collana di romanzi d'amore, i cui protagonisti hanno più di 60 anni. Dopodiché il resto è come tutte le storie d'amore. Allora, la vecchiaia non è un buco nero, resti quello che eri. E quindi se eri una persona curiosa, appassionata, con un sacco di voglia di innamorarsi e di fare innamorare, o di lanciarsi in nuove avventure, non necessariamente ci si innamora di un uomo, ci si può innamorare anche di un'impresa, insomma si è eroticamente attivi fino alla fine della vita. Sembra una cosa lapalissiana, non lo è. Questa collana sta andando benissimo, sono già usciti i primi 4 titoli. Le scrittrici che ho assunto, perché io li commissiono questi libri e non faccio finta che aspettiamo l'ispirazione. È il duro lavoro degli scrittori che devono lavorare sull'immaginario collettivo per migliorare la vita di tutti. Cioè sarebbe la politica. Pare sì che le persone siano un pochino meno infelici. Ecco, io mi sto dando da fare per riempire di una possibile felicità o di una speranza di felicità gli ultimi 30 anni di vita. Questo regalo della tecnologia, del gene, della pace, della scienza, che ci ha regalato a 60 anni l'aspettativa di un'intera altra vita, perché a 60 anni abbiamo ancora davanti altri 30 anni, almeno speriamo, ma le statistiche ci rassicurano, e quindi questi 30 anni non devono essere una fuga di stanze vuote, devono essere un posto bello dove stare. Ieri qui a Susegana è andata in scena una pièce teatrale, La somma di due, tratta da un suo romanzo che vedrà di nuovo la pubblicazione il prossimo novembre. Ci racconta cos'è questa somma di due e se in qualche modo è una rinascita anche questa? La somma di due è la storia di 2 sorelline separate dal divorzio dei genitori. Una ha 13 anni, l'altra 17, la tredicenne da grande vuole fare la scrittrice, indovina un po', e infatti una molto spiritosa, molto divertente, l'altra invece addirittura buona, cioè buddista, buona buddista, ma insomma buona. E invece il padre è un fellone che se ne scappa con una francese snobbissima e va a vivere a Parigi. La più grande delle 2 sorelle va a vivere col padre per una sua idea di armonia universale, perché appunto pretende la perfezione, è una bambina così. E quindi le 2 sorelline che si amano moltissimo si scrivono, perché siamo nel 1990, quindi ci si scrive con la carta, la penna e il francobollo, e c'è questo giro di lettere tra le 2. E poi succede una cosa terribile, perché i genitori sono proprio tremendi, cioè si fanno i fatti loro erotici calpestando allegramente la loro progenie, e quindi succedono cose a queste 2 ragazze. Ma alla fine si ricostituisce l'armonia dell'infanzia, sono di nuovo insieme. Ho scritto questo piccolo romanzo in stato di grazia, subito dopo che è morta mia sorella, ormai 27 anni fa, quasi. Grazie Lidia Ravera.